Devono portare tutti i colpi e devono creare un automatismo, prima il rosso, poi il blu. Questo per creare tecnica. Non si può affondare il colpo, non si devono fare male perché sono ancora piccoli. Come tanti sanno, si comincia a combattere a 13 anni, che sono gli schoolboys o schoolgirl. In questo caso il 5 che faremo il criterio, questi ragazzini si esibiscono e devono appunto creare questo automatismo. Quindi come vedete adesso attacca il rosso e deve fare tutti i colpi, finisce lui, attacca il blu e via così. E qui verrà valutata la tecnica e la velocità del colpo, ma non la potenza. Poi adesso c'è la novità nella federazione dello Sparimia, che comprende i ragazzini dai 12-13 anni e dell'anno prossimo anche quelli dai 10-11. Lo Sparimio è l'inizio diciamo della box, però sempre controllando i colpi senza farsi male e dove comunque loro devono affrontare il ring come un vero pugile. L'unica differenza è che non possono fare pressione nel colpo e non farsi male, altrimenti vengono squalificati. Quindi qui non si misura la potenza, ma la tecnica, la tattica, la strategia, il movimento, quindi tutto tranne la potenza. Bisogna perdere che sia in grado di schivare il colpo e di contrattaccare. Ovviamente devono toccare i guanti, altrimenti è un vuoto. Devono toccarsi ma senza farsi male. Qui abbiamo Jericho, angolo rosso, e Vanni, angolo blu. Sono ragazzini che hanno iniziato da quest'anno. Diciamo Vanni, angolo blu, è iniziato quest'anno, mentre Jericho è già un po' di anni che fa box. Bene, finita la ripresa.
Ed ecco allora che facciamo l'ultima ripresa.
Chiediamo ai pugili di salire sul ring. Vi saluto, grazie. Un applauso a queste pugili, grazie. Categoria di queste pugili sono 52 kg Elite seconda serie. Pugili centro ring per il saluto. Inizio della prima ripresa.
Fine della prima ripresa. Fuori i secondi. Inizio della seconda ripresa. Fine della seconda ripresa. Vogliamo ringraziare gli sponsor che hanno permesso di creare questo evento: Secrets, General Fluid, Office Group, Nord Fast
EIMAC, LTM Logistica Trasporti Malatino, Ruggeri, Studio Tecnico Vallan Cristian, Agrover. E fuori i secondi, inizio della terza ripresa. Terza ed ultima ripresa. Bell'applauso a queste grandissime guerriere. La box è anche femminile.
Pugile centro ring per il verdetto. E questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Mantovani Marianna. Un grande applauso anche ad Annalisa, bravissime ragazze, complimenti. E chiamiamo il prossimo incontro, i prossimi pugili. Piccoli Giovanna, angolo blu, Padova Ring, e Malattino Gloria, box Malalotti, angolo rosso. Categoria 63 kg, Elite seconda serie. Conduce questo match Sergio Fetesco. Pugili centro ring per il saluto. Inizio della prima ripresa.
In questo momento, in minuto di pausa, ringraziamo i nostri sponsor: LTM Logistica Trasporti Malatino, Tecres, General Fruit, Office Group, Nordfast EMAC SRL, Ruggeri Impresa Edile, Studio Tecnico Valan Cristian e Agrover SRL. E ringraziamo per la tarda offerta della conserviera. E fuori i secondi. Inizio della seconda ripresa. Ringraziamo gli organizzatori di questo evento, la Box Badalotti e la Newberica. Ringraziamo gli arbitri e il nostro commissario di riunione Gemma Della Vedova e il dottore Munari. Fuori i secondi. Inizio della terza ed ultima ripresa.
casa. Pugili centroring per il verdetto, e questo incontro viene vinto ai punti dall'angolo rosso Un applauso anche a Giovanna, bravissime queste guerriere. Complimenti ragazze, complimenti. E chiamiamo i prossimi pugili. Terzo match della serata. E all'angolo blu si prepari Doria Gianni, Cuba Box, Vicenza. E all'angolo rosso Zabalotti Mihail, pugilistica Scaligera, categoria Elite seconda serie, 69 kg. Questo incontro viene arbitrato da Federico Giovanni. Pugili al centro per il saluto. Inizio primo round.
Fine, prima ripresa. Fuori secondi. Inizio della seconda ripresa. Seconda ripresa. Fuori secondi.
Inizio della terza ed ultima ripresa. Terza ed ultima ripresa. Un applauso a questi pugili. Ringraziamo gli organizzatori di questa manifestazione, Box Badalotti e la New Berica. Pugili al centro per il verdetto. Incontro pari.
Prossimo incontro viene arbitrato da Ceccafosso Gianluca. Preparano all'angolo. Angolo blu Amin El Marcoini, box Nicotera, e angolo rosso Kumbin Carbuti, box Ragazzi. Categoria Elite seconda serie, 64 kg. Pugili al centro per il saluto. Inizio prima ripresa.
Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Seconda ripresa. Fuori secondi.
vince l'angolo blu. Il prossimo incontro conduce l'arbitro Sergio Fedesco e si preparano all'angolo i pugili. All'angolo blu Rosolino Damiano, dalla scuola box Nicotera. All'angolo rosso Viotti Nicolò della scuola Kami Center. La categoria Elite seconda serie. Prima ripresa.
Fuori i secondi. Inizio secondo round. Seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizio della terza e ultima ripresa.
terza e ultima ripresa. L'incontro termina in parità. Il prossimo incontro conduce l'arbitro Marco Zanata. Si portano all'angolo i pugili. Nell'angolo blu Assadi Amine della Cuba Box e nell'angolo rosso De Lorenzo Cadore Renato della New Belga. Pugili al centro per il saluto. Inizio prima ripresa.
ripresa. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Fine seconda round. Fuori i secondi. Inizio
Fabrizio, terza e ultima ripresa. Terza e ultima ripresa. Fuggi al centro per il verdetto. L'incontro finisce con la vittoria dell'angolo blu. Fuori da riva aperta. Ringraziamo gli sponsor, la Tecles, la General Fruit, la Office Group, la Nord Pastelmac SRL, la LTM, Impresa Edile Ugeri,
lo studio tecnico Vaillant Christian e la Grover SRL. E ringraziamo anche la conserveria per la targa come miglior pugile. Il prossimo incontro conduce l'arbitro Federico Giovanni. All'angolo blu premiamo Maria della Cami Center e all'angolo rosso Pregato Wester della scuola numerica. Pugili al centro per il saluto. Inizia il primo round.
Amire, prima ripresa. Fuori i secondi. Inizio seconda ripresa. Fuori i secondi.
inizio terza e ripresa. Grazie. Terzo e ultimo round. Pugili al centro per il verdetto. Vince l'angolo blu.
E siamo arrivati all'ultimo match della serata. Intanto chiediamo ai pugili di prepararsi: angolo blu Ruaro Alessia e angolo rosso Farina Asia. Arbitra Ceccafosso Gianluca. E ringraziamo la nostra commissaria Gemma Dalla Vedova, il nostro dottore Munari e i nostri cronometristi. Pugili centro ring per il saluto. Inizio della prima ripresa.
Fuori i secondi. Inizio della seconda ripresa. Uscire fuori. Vai forte, vai forte, vai forte, vai! Vai forte, vai! Vai forte! Dai, portati laterale! Destra! Seconda ripresa. Fuori i secondi. Inizio della terza ed ultima ripresa. Un applauso alle ragazze.
Ringraziamo di nuovo i nostri arbitri, Cecaposto Gianluca, Federico Giovanni, Petescu Sergiu, Zanatta Marco. Pugili centroring per il verdetto. E questo incontro viene vinto ai punti, angolo rosso, Farina Asia. Pugile della serata, chiediamo a Maurizio Secca, campione olimpionico, di premiare il pugile. Chiediamo a Maurizio di salire sul ring. Un attimo che fanno la foto, maestro. No, la giuria per il miglior pugile sono gli arbitri. Allora, la targa per il miglior pugile è offerta dalla conserviera. Maestro, la targa. Quindi gli arbitri hanno decretato come miglior pugile della serata Pruneanu Maria della County Center. È qui, eccola. Bravissima, premiata da Maurizio Stecca, bravissima, e questa sera la boxer femminile. Ringraziamo tutti, grazie a tutti per aver partecipato, grazie ai cronometristi, grazie ai giudici, al commissario e al medico, e grazie alla Numerica e alla SD Badalotti che hanno organizzato questa manifestazione. Miglior pugile della serata. Bravissimi, grazie ancora a tutti, buona serata. Qui tenemos el staff che ha fatto possibile. Ragazzi, saludate la trasmissione in diretta. Eccolo qua, Badalotti Team, l'organizzatore. Tenemos commissario gara, commissario de gara.
Ciao ragazzi, ci vediamo tutti il 5 dicembre a Vicenza, organizzazione Cuba Box, il Box Rivera del Brente.